Perché dice che con questo quadro lei ha cercato di rompere la quarta dimensione? Veramente ero, ero approdato alla coscienza del formale, vero? E cioè mi serviva dalla geometria per rappresentare metaforicamente qualcosa che avesse a che fare con la luce, con questa gabbia, vuole agganciarsi a una opera di Majakovsky che, sentendosi tradito da quella che era stata la rivoluzione, aveva giudicato tutta la cosa come una gabbia da cui non poteva più uscire, tanto da spararsi, vero? Ma all'epoca per lei la gabbia che cos'era? Quando ha deciso di dipingere questo quadro, in cosa identificava la gabbia? Ah, identificava tutto quello che era l'incomprensione, la, la gabbia in cui ci si trova una volta terminato un ciclo. Tutto insomma tende a chiudere in una gabbia e si finisce per tornare su se stessi. È attuale oggi quest'opera, secondo lei? Anche oggi assistiamo a questo tipo di gabbia nella vita contemporanea? Ma le opere sono sempre attuali. Non si può, di solito quelle che non hanno alcun senso vengono masticate dal tempo. Raramente si trovano opere brutte che abbiano resistito al tempo, mentre invece magari in una soffitta del 200 o del 500, in una soffitta del 900 viene a trovarsi un'opera di un artista vero. E quella come mai ha attraversato tutto questo periodo? Di solito accadono anche queste cose e mi pare che lì sia la contemporaneità in essere e in divenire, che è un'opera d'arte. Queste cose finiscono per portare a delle considerazioni, che la pittura, per esempio, è un mezzo di conoscenza. La pittura moderna è come una specie di manifesto che precede quello che deve venire. C'è una nota di speranza in quest'opera, nel senso che il raggio poi potrà uscire come è entrato e andare da Ma, altre parti? O morirà ma lì? c'era un amico, Tito Maniaco, non so se l'ha conosciuto, il quale diceva le opere di Colò cercano di fare quello che non potranno mai fare, cioè imprigionare la luce. E questo è un tentativo di imprigionare la luce. Lei ha lavorato come artista per tutta la vita. Ha fatto anche altri lavori o è riuscito a vivere d'arte? No, io vivevo facendo l'insegnante di disegno. Che consigli darebbe ad un giovane che oggi vorrebbe diventare un pittore o un incisore? Che domanda difficile. Per conto mio farebbe bene a guardare a qualche altra occupazione. Perché? È giusto, perché? A lei ha dato tanto la pittura, o no?
E beh, ha dato tanto, certo, mi ha dato la possibilità di conoscere un mucchio di persone, di intellettuali, di poeti. Mi ha dato tanto, insomma. Ma c'è un consiglio che lei vorrebbe lasciare a un giovane? Lasciare a un giovane. C'era Brecht che diceva diamoci alla letteratura dei libri gialli, che sono le cose migliori che esistono. Allora le chiedo questa cosa qua. Lei è nato nel 1928, Sì. una vita passata come artista. Qual è l'insegnamento di vita più grande che le ha lasciato questa ricerca artistica? Quando si è vicino o in divenire della propria stagione, si ha dei momenti di perplessità e ci si chiede se ne valeva la pena. Io penso sia valsa la pena di aver costruito un po' quello che mi ha dato anche della libertà. Guardi che è una libertà che bisogna conquistarsi. Sì, Cosa intende per libertà? essere se stessi. E cosa costa questo? Costa il fatto che si è sempre in bilico tra l'essere e l'avere, come diceva Erich Fromm. Lei si è affacciato alla carriera artistica nel vivace dopoguerra friulano. Come vede lei oggi la condizione dell'arte qui in Italia? Non riesco ancora a entrare in certi tipi di installazioni o cose. Sono in contrasto con quanto si diceva prima, che un'opera, se è valida, riesce a attraversare i secoli anche in una soffitta e tornare fuori. Lei ha anche viaggiato molto nella sua vita, nella sua carriera. Quanto è importante è viaggiare per un artista? Viaggiare molto, è importante viaggiare nella città, anche all'esterno, ma soprattutto nelle città, quelle che danno attraverso i mezzi pubblici la possibilità di scoprirne aspetti che non sono mai stati presi in considerazione. A lei cosa ha dato il viaggio? E mi ha dato molto la mia indagine sui territori dell'Olanda, per esempio, della Normandia. Io li ho fatti lì e li ho portati anche a casa. Penso che abbiano insegnato qualcosa, se non altro quel colore tardo cinquecentesco che aveva radici anche in Piero della Francesca. Per esempio, c'è una stagione che è l'ultima che ho cercato di indagare, in cui nella mia pittura esce il colore blu, con una presenza insistente, certe volte anche arrogante. Ma io quel colore l'ho trovato in un particolare di un quadro di Vermeer di Delft. Quello mi ha dato coscienza che non si può descrivere un colore, è impossibile. Bisogna che sia il colore e basta. Pertanto è una forma di conoscenza.
E bisogna incontrarlo, quindi non si può, bisogna vederlo e farlo proprio. È fatto visivo puro, cioè non si può tradurre quello che è visivo in fonetico, ecco. Allora se abbiamo un blu di mezzo, non è che ci sia un blu kantiano, ovvero uno umano del blu, ma c'è il blu e io posso fare 1000 tentativi di descriverlo, se non lo vedo non saprò mai quello che è. E qua il viaggio quindi è importante in quanto permette di Di incontrare fare, questi colori. certo, non solo questi colori, ma queste esperienze. Allora il rapporto tra l'oggetto quadro, colore, e la mia sensibilità diventano anche un ricordo. Siamo partiti oggi a fare una conversazione proprio da dei ricordi, dalla memoria. E naturalmente tutto questo non è finito. Volevamo parlare di estetica e siamo venuti a raccontare un po' di noi. Io ringrazio dell'attenzione che mi è stata usata, anche se abbiamo dovuto lasciarla perché non avevamo più parole.